Il Ministero degli Interni ha incoronato Venezia capitale veneta degli sfratti. Durante il 2022 nel territorio della città metropolitana ci sono stati quasi 800 sfratti, il 34% di tutti quelli avvenuti in regione, cioè in Veneto più di uno sfratto su tre e nella città metropolitana di Venezia, con un dato che è più del doppio di quello della provincia di Verona, seconda classificata. A livello nazionale invece Venezia è quinta, dopo Roma, Torino, Napoli e Varese. Rivendichiamo al governo di rifinanziare il fondo per la morosità incolpevole, proprio per coloro che perdono il lavoro, perdono il reddito e quindi rischiano anche di perdere la casa. Questo strumento è assolutamente necessario, come è necessario finanziare il fondo per gli affitti. Daniele Giordano, segretario generale della CGIL di Venezia, che ha lanciato l'allarme, spiega l'esorbitante aumento degli sfratti anche con la scelta dei proprietari di affidarsi agli affitti turistici degli appartamenti. E lo fanno sia in termini di redditività, ma anche perché hanno la paura che le famiglie non siano in grado di pagare gli affitti. Allora da questo punto di vista noi diciamo serve incentivare il canone concordato. Serve incentivare il canone concordato perché è da un punto di vista fiscale vantaggioso per i proprietari e dall'altro ha dei canoni appunto calmierati per gli inquilini. E serve anche mettere in campo strumenti di garanzia per gli affitti, cioè se noi vogliamo evitare che la rendita immobiliare diventi l'unico strumento in cui i proprietari credono, dobbiamo fare in modo che le istituzioni siano al fianco dei proprietari immobiliari. Per i consiglieri regionali veneziani del PD Veneto, Francesca Zottis e Jonathan Montanariello, la regione deve assumersi in pieno le proprie responsabilità, anche con il riconoscimento dello status di Venezia area disagiata, grimaldello per alzare il livello di tutela dei cittadini più in difficoltà. Erika Baldin del Movimento 5 Stelle ha ricordato invece come la maggioranza di centrodestra avesse bocciato in Consiglio regionale una sua mozione nella quale chiedeva di intervenire con il governo Meloni dopo la decisione di stop al rifinanziamento del fondo affitti.